In Lombardia, almeno fino al 14 luglio, chi è all'aperto avrà l'obbligo di indossare la mascherina. L'ordinanza, introdotta per la prima volta il 5 di aprile, inizialmente per una sola settimana, è poi stata via via prorogata. Ad oggi, e per altri 15 giorni, sarà dunque previsto l'uso di una mascherina o, in mancanza d'altro, di un foulard o una sciarpa. Sui luoghi di lavoro dovrà inoltre essere misurata la temperatura ai dipendenti. La nuova ordinanza, firmata dal presidente della regione Attilio Fontana, che entrerà in vigore dal 1 luglio, permetterà dal 10 di luglio l'apertura di discoteche e sale da ballo e dallo stesso giorno saranno consentiti anche gli sport da contatto, via libera dunque anche al tanto atteso calcetto. Nella serata di domenica 28 giugno, gli equipaggi delle volanti della questura di Varese hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano 36enne per il reato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 21, la vittima dell'aggressione, nonostante le ferite da coltello, è riuscita a chiamare tempestivamente i soccorsi. Gli equipaggi delle volanti, riusciti a rintracciare la provenienza esatta della telefonata, sono intervenuti dopo pochi minuti e, nonostante la resistenza dell'autore del tentato omicidio, sono entrati nell'appartamento in questione. Immobilizzato l'aggressore, gli operatori hanno trovato in tutto l'appartamento diverse tracce ematiche e numerosi fazzoletti di carta imbevuti di sangue. Nonostante le ferite, la vittima, un nigeriano di 35 anni, in evidente stato di shock, riferiva di essere stato aggredito dal suo connazionale per una lite scaturita a seguito di un mancato pagamento dell'affitto. Sono tuttora in corso le indagini, coordinate dalla Procura Repubblica di Varese, al fine di stabilire l'esatta dinamica e i reali motivi dell'aggressione. Una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente Fabrizio Sala ha stabilito 3 milioni di euro per progetti di ricerca anti-Covid-19 per finanziare lo sviluppo di studi finalizzati all'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e di dispositivi di protezione individuale e analisi, con l'obiettivo di contrastare la diffusione del coronavirus e altre emergenze virali del futuro. Il bando è destinato a partner composti da almeno un'impresa, grande, media o piccola, e un organismo di ricerca pubblico o privato, compresi le università, le aziende sociosanitarie territoriali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati. I progetti permetteranno di realizzare test e tamponi sempre più precisi e rapidi, studiare l'efficacia dei farmaci e mettere le basi per individuare nuove terapie per aumentare la capacità di diagnosi e di prevenzione tramite l'intelligenza artificiale. Tutte le attività dovranno essere completate entro il 30 ottobre 2020 per concretizzare rapidamente i progetti, vista l'emergenza sanitaria. Partono il 1 luglio i lavori per la realizzazione della nuova stazione Tibaldi all'altezza di Via Fedro, vicino all'Università Bocconi, che sarà così ancora più facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in servizio nel 2023 come fermata della linea suburbana S9. L'intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana e una delle caratteristiche della stazione sarà la sostenibilità. Grazie alle azioni promosse nell'ambito di Cleva Sidis, la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e barriere antirumore, che vedranno l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione della biodiversità.